Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno professor Maggi. È sempre un piacere vederti ancora qua a Rovigo. Ma ormai a Rovigo sono diventato di famiglia. Lei. Infatti la riconoscono nei ristoranti. Sì, e non solo. E non solo, e i suoi interlocutori si domandano: ma perché conoscono Maggi? Perché lei è il re dello struzzetto. Perché sono amico di Renzo. Allora, che dire? Naturalmente fuori onda sono già 2 ore che parliamo, poi dopo condensiamo tutto. Sì. Allora, borsa, trading, tutti siamo diventati esperti. Io arrivo in bar, qualcuno dice oggi ho investito in dollaro contro moneta Nuova Zelanda, eccetera eccetera. Allora, perché ne parliamo? Innanzitutto io non sono un tecnico, quindi non mi metto a parlare di borsa, però un trader, uno di quelli che gioca in borsa, consiglia la borsa eccetera, diceva: purtroppo c'è questo immaginario che giocando in borsa, investendo in borsa, puoi fare i soldi facilmente e passa il messaggio che non c'è mica più bisogno di fare lavori usuranti, difficoltosi. Si guadagna senza lavorare. E questo è, diceva sempre questo analista, un pochino la tendenza degli under 30. Le persone che hanno sotto i 30 anni sono convinti che metti 10.000 euro in borsa con le leve eccetera, poi fai investimenti importanti e diventi ricco come niente fosse. Allora prendiamo spunto da questo. Secondo te c'è questa sindrome nelle nuove generazioni dico under 40, neanche under 30, di considerare il lavoro impegnativo, usurante, faticoso, un lavoro ormai obsoleto? Sì, distinguerei, questa è una grande verità, distinguerei però fra 2 cose. La prima, quelli che ritengono che giocando in borsa si guadagni facilmente, si guadagnano cifre significative, importanti, devo assicurarti che il mondo le piena. Sì. Ma le piena di quei che giocano in borsa e hanno perso tutto. Sì. Hanno perso tutto, quindi cominciano a perdere i soldi dei loro genitori o della moglie o compagna. Poi è vero che c'è il lockdown ha aiutato, è vero che c'è una svalorizzazione del lavoro manuale, è anche vero che purtroppo chi ha questa mentalità di svalorizzazione si infrange la faccia, si rompe la faccia attorno contro un muro di cemento perché per poter fare trading o uno è fortunato, c'è gente che nasce fortunata, ma ci vuole grande, alta professionalità, capitali, appunto capitali tanti, e tempo. E quindi tanto è vero che il segretario provinciale della CISL di Rovigo alcuni giorni fa che cosa ha fatto? Ha lanciato, non so se lei lo ricorda, sui giornali un allarme perché mancano 1500 professionalità che le aziende non riescono a trovare. Cioè, non è vero che il lavoro non c'è, il lavoro c'è, e come? Certo che ci vuole, c'è il lavoro specializzato che ha bisogno di competenze. Guardi, la prossima volta che ci vediamo le mostro un dépliant dove vi è la raccolta delle esigenze provinciali della provincia e vi è in parte i punti di domanda che le imprese non riescono a trovare. Però è anche frutto della scorciatoia che molti ragazzi e famiglie che li sponsorizzano e cercano questa, insomma, l'Eldorado nel giro con i gratta e vinci non è così, purtroppo. Però pochi giorni fa c'era la fiera di Rovigo, al Censer c'era un angolo che si chiamava Expo Scuola. E non c'erano le scuole classiche, il liceo, il linguistico, il classico, c'era più che altro le scuole professionali, che io trovo straordinario veicolo per insegnare un mestiere. E soprattutto ho visto dei ragazzi veramente preparati, che non mi aspettavo. Poi nel mio immaginario, figlio della scuola anni 70-80,
era un rifugio peccatorum andare alle scuole professionali, cioè ci andavano quelli che non erano e quelli che non andavano al liceo, mentre adesso forse conviene di più andare su queste. Non c'è dubbio. Quindi secondo te è sbagliato dire che i giovani non hanno voglia di faticare, oppure Una parte come, però non in percentuale, né superiore né inferiore a quella degli altri anni. Quindi non è cambiato moltissimo. Non è cambiato molto. Il problema vero qual è? Che l'orientamento, il primo orientamento avviene a scuola insieme alla famiglia, quindi l'orientamento scolastico non può che vedere i genitori, di solito sono ragazzi che fanno le medie superiori o appena hanno fatto le medie, quindi stanno tentando di scegliere, di capire qual è il loro orientamento, la loro passione, la loro migliore predisposizione. È sempre un connubio con la famiglia, perché noi che siamo una provincia di tradizione contadina, ma che ormai sta scomparendo, quindi sempre più intellettuale, l'orientamento scolastico determina, la scelta dell'orientamento nella famiglia determina il successo di quel ragazzo. Anzi, mi permetterei di dire ancora meglio, se possibile. Noi ci lamentiamo che tanti ragazzi dei nostri sono nel triangolo industriale, Milano, Torino, Genova, o sono a Padova, o sono a Londra, o sono a Parigi. Un migliore orientamento scolastico qui può determinare una minor fuga. Questo senza dubbio. Quindi tu dici, è anche colpa, conoscere, no, ma è anche, Einaudi, conoscere per comprendere. però è anche colpa dei genitori che fanno da paracadute molto spesso. Ha anche una mentalità. Allora c'ha ragione secondo te quel campione di basket americano che ha detto che i suoi figli si vantavano di essere ricchi, e lui disse ai suoi figli, tirandogli via la paghetta: il ricco sono io, non voi. Quindi forse noi abbiamo un atteggiamento molto paternalista, certo, sì, noi siamo molto paternalisti per quanto riguarda i figli, certo, eccetera. Gli americani sono gli anglosassoni. Esatto, sì, perché anche in Inghilterra. E gli svizzeri. Noi siamo latini. Siamo latini, vabbè. E quindi noi latini adesso vi salutiamo. Noi salutiamo sapendo che sappiamo poco di latino. Però, sì, è vero. Però Il latino era negato. Al prossimo appuntamento. Ciao. Buona giornata. Questo spettacolo è orribile. Ma ventoso. Il gusto si torniamo ancora? Sicuro.